Condanna a 5 anni per il giovane che il 22 marzo del 2021 aggredì a coltellate Marta Novello mentre faceva jogging a Marocco di Mogliano. Nel pomeriggio la sentenza bis della Corte d'Appello, che riformando parzialmente il primo grado ha confermato l'iniziale condanna di secondo grado a 5 anni di reclusione. Lo scorso settembre il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, era stato giudicato capace di intendere e volere dopo una perizia richiesta dalla Corte di Cassazione, che aveva così rimandato ai giudici minorili veneziani la sentenza di secondo grado con cui si condannava l'aggressore a 5 anni. Le motivazioni dell'appello bis verranno depositate tra 90 giorni. La difesa ne avrà poi altri 60 per valutare l'eventualità di presentare nuovamente ricorso in Cassazione. In caso contrario, la sentenza passerà in giudicato. Attualmente l'aggressore, diventato nel frattempo maggiorenne, si trova in Inghilterra, dove aveva raggiunto la madre, approfittando di un errore nella data della notifica del provvedimento amministrativo che nel luglio del 2022 ne stabiliva il collocamento in una comunità dopo l'anno e mezzo trascorso in carcere. Marta Novello era presente in aula con il suo avvocato Alberto Barbaro e non ha commentato la sentenza con la riservatezza finora sempre mantenuto su una vicenda giudiziaria sulla quale spera di poter mettere la parola fine una volta per tutte.